Ha preso carta e penna, o meglio PC e tastiere, sul suo profilo Facebook ha raccontato la vacanza appena trascorsa in Costiera Amalfitana. È Giuseppe Aiello, segretario del Circolo PD di Porto Empedocle, che nel descrivere sensazioni ed esperienze personali le ha poi indirizzate al sindaco e da Carmina nella forma di lettera aperta. Non le nascondo, scrive riferendosi al primo cittadino, che mentre giravo quei posti mi assaliva un senso di invidia e di rabbia verso le popolazioni di quelle cittadine. La mancata adesione ai contratti di sviluppo, dice, è un'occasione persa, poi argomenta. Innanzitutto le debbo dire che a cominciare dal sottoscritto sconosciamo il concetto vero di turismo inteso nel senso industriale. Appena vediamo una coppia con un trolley al seguito diciamo subito che Porto Empedocle è una cittadina a vocazione turistica. E prosegue nella sua lettera aperta a Aiello: mentre percorrevo le strade della costiera amalfitana e vedevo le antiche case dei nobili, ma anche dei marinai e dei pescatori in un armonioso piano di colori, cercavo di immaginare la nostra città. Da lì poi le proposte, occasioni mancate. Pensavo, prosegue il segretario cittadino del PD, a come sarebbe bello immaginare la via Francesco Crispi come borgo marinaro con un piano dei colori che desse un'impronta turistica agli edifici. Poi rincara, guardavo i posti in cui i turisti facevano il bagno e pensavo alla nostra spiaggia che non ha nulla a che vedere con quelle spiagge fatte di pietra. Pensavo ai 4 chilometri di spiaggia che da Marinella giunge fino alla Scala dei Turchi, ma pensavo anche un nostro percorso turistico dalla Valle dei Templi fino alla Scala dei Turchi, e Porto Empedocle è lì al centro delle due attrazioni e non sa sfruttare questo dono di Dio. Poi Aiello volge l'immaginazione alla Villa Bianca sull'altipiano Lanterna, da cui si gode della vista di un panorama che da Punta Bianca giunge fino quasi alla Scala dei Turchi. Perché, si chiede, non favorire l'apertura di un bar con un bando pubblico e mettere a reddito quella villa? Ecco come molte di queste cose si sarebbero potute realizzare aderendo ai contratti di sviluppo e presentando adeguati progetti, a cominciare da riprendere il vecchio progetto del porticciolo turistico.